Euroregione.news. Friuli Doc 2022, la regione in vetrina. Finalmente torna la vetrina del Friuli nelle strade di Udine con tanti eventi e esibizioni grazie al grande impegno degli esercenti locali con Marco Zoratti, presidente Confesercenti provincia di Udine. L'impegno per il Friuli Doc per quello che riguarda gli esercenti è sicuramente un impegno importante. Viene fatto non solo per promuovere i prodotti del Friuli Venezia Giulia, ma anche, dobbiamo ammetterlo, per fare cassetto, perché i 2 anni di pandemia hanno creato delle difficoltà economiche, per cui coloro che si mettono in gioco a Friuli Doc, i pubblici esercizi sia in sede fissa, ma anche coloro che poi utilizzano i palateatici esterni per offrirsi alla clientela, lo fanno proprio per fare un po' di guadagno, altrimenti cade il palco. Quindi l'unione, della necessità di promuovere l'enogastronomia con la necessità anche di fare cassetto vanno d'accordo, e quindi i pubblici esercizi accolgono con grande piacere questa 28ª edizione del Friuli Doc e questa 5ª edizione nella quale le osterie presentano un menù eccezionalmente importante, molto valido, 20 osterie che propongono un menù, quindi un piatto con un calice di vino, in modo che i turisti possano fare un tour enogastronomico e visitare le osterie che preferiscono. Vi aspettiamo nei giorni 8, 9, 10 e 11 e il giorno 5 nel giardino di Palazzo Morpurgo noi faremo la presentazione come Confesercenti e come Comitato Difesa Osterie, la presentazione della nostra brochure molto ricca ed esplicativa per aiutare chi poi girerà per Udine a decidere dove andare e cosa mangiare. Da Udine, Marco Mascioli. Euroregione.news.